Un luogo bellissimo, straordinario, con delle grandi fioriture in compagnia di una amica speciale. In compagnia di Maria Fois Maglione possiamo parlare della meraviglia dei tulipani, delle fioriture e del giardino di Lu. Diciamo che è nato per caso o per magia. Mia figlia è andata via nel 2016 per un tumore ovarico, amava i tulipani. Nello stesso anno in cui lei è andata via, io ho cominciato a piantare bulbi di tulipani. Volevo circondarmi di tutte quelle cose che a lei piacevano. I tulipani inizialmente erano 5.000, quest'anno 200.000 e sono aumentati proprio per l'amore che hanno mostrato le persone venendo qui e cogliendoli, scegliendoli e qualche volta piangendo, perché in questo campo si trasferisce l'amore. Mentre facciamo due passi, potremmo dire che c'è chi lotta per la vita, ma paradossalmente, soprattutto in questi tempi, come nell'antichità, si parla anche di guerre. È un paradosso per chi semina amore e delle fioriture che sono fioriture di vita. Sì, in effetti è così. Io l'ho sperimentato perché naturalmente standoci dentro noi avremmo pagato qualsiasi prezzo perché mia figlia continuasse a vivere. Purtroppo in questi casi non si è potuto fare nulla e non abbiamo naturalmente, anche insistendo, non abbiamo potuto realizzare questo sogno, perché in effetti è un sogno mantenere in vita le persone o mantenerci in vita noi. Grazie, tanti auguroni e complimenti per questa vostra bella iniziativa. Grazie a te.